al TG Sicilia, le principali notizie. A Catania una parte dell'inchiesta della magistratura antimafia di Napoli su un presunto sistema per condizionare l'assegnazione degli appalti tra Campania e Sicilia, riflettori sul ruolo del deputato regionale Castiglione che non è indagato. A Palermo, scene di guerriglia al pronto soccorso dell'ospedale Cervello. In 4 hanno tentato di strangolare un infermiere e poi calci e pugni su di lui e un vigilante. Amministrative, dietro l'apparente vittoria delle liste civiche ricompaiono i partiti tradizionali, ma ci sono anche le strane alleanze formate da coalizioni locali. Lo scippo, la Sicilia perde per strada finanziamenti pubblici per le infrastrutture per 3 miliardi. L'allarme è dell'ANCE, l'associazione dei costruttori, che denuncia lo spostamento di questi soldi al nord. Il fiume Gela continua a tingersi di nero, sulle sponde della foce si ammassano decine di pesci morti in un ecosistema contaminato da anni. Ad Agrigento il nuovo depuratore della fascia costiera è pronto, ma inutilizzato, manca la corrente elettrica. Informazione, dopo 80 anni il quotidiano La Sicilia passa da Mario Ciancio Sanfilippo all'editore italo-americano Salvatore Palella. Nostro ospite tra poco il direttore della Sicilia, Antonello Piraneo, che annuncerà come cambierà il giornale. Calcio, in attesa dell'incontro fra Toscano e Grella, che dovrebbe sancire la permanenza del tecnico, il club avrebbe individuato i ruoli su cui intervenire nel prossimo mercato. Pallanuoto femminile, Orizzonte in basca fra poche ore a Roma per la gara 2 della finale. In caso di vittoria sarebbe scudetto. Se si imponesse la squadra capitolina, tutto rinviato a gara 3, sabato a Catania. Bentrovati, dunque approda a Catania parte dell'inchiesta della magistratura antimafia di Napoli su un presunto sistema che avrebbe condizionato l'assegnazione degli appalti tra Campania e Sicilia. I riflettori sono puntati sul ruolo del deputato regionale Castiglione che non è indagato. Luca Siliberti. Tra le carte dell'inchiesta che indaga sui rapporti tra la Camorra e Cosa Nostra negli appalti dei rifiuti in Sicilia c'è una parte che riguarda un lotto da 76 milioni di euro della gara da 350 milioni di euro per la raccolta della spazzatura a Catania. Ad aggiudicarsi i lavori l'impresa Super Eco degli imprenditori Ciummo, padre e figlio, che sono indagati per concorso esterno alla mafia. La ditta, secondo la tesi degli inquirenti, avrebbe usufruito dell'intercessione della criminalità organizzata per entrare nel territorio etneo. Una parte degli atti dell'inchiesta della DDA di Napoli è stata trasferita alla Procura di Catania perché l'imprenditore Nicola Ferraro, ritenuto esponente dei casalesi, avrebbe confidato a un ex camorrista il coinvolgimento del deputato regionale Giuseppe Castiglione, già coinvolto nel blitz Mercurio per voto di scambio politico-mafioso nell'aggiudicazione della gara di Catania quando era presidente del Consiglio Comunale. Castiglione, in cambio, avrebbe ottenuto alcune assunzioni nella ditta Dusman che si occupa di pulizia o nella stessa Super Eco. Il politico, che non è indagato, ribadisce attraverso il suo legale la propria totale estraneità alla vicenda. Ma dalle carte il nome di Castiglione torna spesso nelle trascrizioni della polizia giudiziaria. Il primo contatto telefonico tra Castiglione e Ciummo risalirebbe al 13 agosto 2021. I due si incontreranno solo a fine mese, anche con il padre di Castiglione, Santo, in un noto bar catanese. Poi altri incontri a ottobre e a dicembre, in epoca anteriore alla definitiva assegnazione dell'incanto. Per gli inquirenti non vi è ragione alcuna perché i Ciummo, prima dell'aggiudicazione e subito dopo la stipula del contratto col Comune di Catania, debbano avere interlocuzioni sull'andamento della gara stessa con i Castiglione, se non quella di rapportarsi con il referente politico a cui si sono affidati per garantirsi l'assegnazione dell'appalto. Ancora violenza negli ospedali. Al Cervello di Palermo in 4 hanno tentato di strangolare un infermiere. Poi calci e pugni su di lui e un vigilante. Sono state scene di guerriglia autentiche ieri sera al pronto soccorso dell'ospedale. Sentiamo Marco Gullà.
Calci, pugni e tentato strangolamento, gli ospedali che diventano ring, 4 persone, un padre e 3 figli, familiari di una paziente ricoverata al pronto soccorso dell'ospedale Cervello di Palermo, hanno aggredito ieri un infermiere e un vigilante colpendoli con violenza e come vediamo anche da questa foto l'infermiere riporta i segni dell'aggressione. Nella rissa hanno provocato danni all'area di emergenza e minacciato le vittime dell'aggressione che la vicenda non sarebbe finita lì. Non è più accettabile tali comportamenti, questi comportamenti vili e meschini dove addirittura si tenta di strangolare un operatore, un infermiere quando era stato dato un servizio già eccellente, è inaccettabile. Chiediamo l'intervento soprattutto delle forze dell'ordine, che attraverso la prefettura venga istituito un tavolo tecnico per definire una volta e per sempre tutti i posti di polizia a Palermo. Palermo provincia ormai è puntualmente sotto l'aggressione della delinquenza comune. Secondo una prima ricostruzione la paziente era stata ricoverata al pronto soccorso, apparentemente in gravi condizioni, dopo pressioni e insistenze per avere aggiornamenti. Il marito e i figli, non ricevendo risposta al cellulare dalla donna che dormiva, si sarebbero convinti che la donna fosse deceduta e avrebbero iniziato a dare incandescenze contro i sanitari. Una nuova aggressione che non fa altro che alimentare la scia di violenza perpetrata negli ospedali siciliani. Priolo Gargallo, niente domiciliari per i 2 carabinieri e l'agente di polizia accusati di aver chiesto a una donna prestazioni sessuali in cambio di favori. Il giudice per le indagini preliminari ha disposto per loro l'obbligo di dimora. La donna che ha denunciato è una 25enne, Francesco Aloi. Dagli arresti domiciliari all'obbligo di dimora, il GIP del Tribunale di Siracusa, dopo l'interrogatorio di garanzia, ha deciso di attenuare la misura cautelare. I 2 carabinieri ed il poliziotto, accusati di avere approfittato della divisa per chiedere prestazioni sessuali ad una donna, si dichiarano innocenti. Tutto è accaduto a Priolo, vicino a Siracusa. La storia sarebbe iniziata in questa caserma dei carabinieri. Qui la donna, 25 anni, sarebbe venuta per alcuni problemi di vicinato, quando 2 militari le avrebbero offerto aiuto in cambio di una prestazione sessuale. Uno dei 2 poi l'avrebbe ricontattata e dopo un rifiuto avrebbe abusato di lei. Per questo il militare, originario di Sortino, deve rispondere anche di violenza sessuale. Poi la donna si sarebbe rivolta al commissariato di polizia, ma anche qui, secondo la sua versione, ci sarebbe stata la stessa proposta. Una vicenda che sta facendo molto discutere. Anche la donna che farebbe l'escort risulterebbe indagata proprio per aver chiesto favori a uomini in divisa. Attualità politica, la vittoria delle liste civiche. Su 9 sindaci eletti ieri in Sicilia, ben 8 si presentavano con formazioni non legate ai partiti, che però sono in molti casi dietro le quinte. I dettagli con Maglio Viola. La vittoria delle liste civiche. Su 9 sindaci eletti ieri in Sicilia nel corso di una tornata elettorale stabilita per ridare un'amministrazione regolare a comuni commissariati, ben 8 si presentavano con liste civiche. Un fenomeno che continua ad allargarsi soprattutto nei comuni minori, ma spesso dietro queste liste civiche si nascondono i partiti tradizionali o le cosiddette strane alleanze, fra partiti che non dovrebbero stare insieme secondo gli accordi nazionali e regionali. Così a Solarino, in provincia di Siracusa, il sindaco eletto è il deputato regionale del PD, Tiziano Spada, che batte il sindaco uscente. Formalmente la sua era una lista civica. Succede la medesima cosa, ma dal lato opposto della barricata politica, a Castiglione di Sicilia, dove il sindaco eletto Concetto Stagnetti correva con la lista civica Identità e Futuro, ma l'estrazione è palesemente di centrodestra con radicamento dentro Forza Italia. A Palagonia il sindaco Astuti passa anche qui per una lista civica, ma con forte estrazione centro-sinistra. A Palermo sono centristi entrambi i sindaci eletti, Montemaggiore, Belsito e Prizzi, anche se in realtà uno di centro-destra, l'altro di centro-sinistra. A Realmonte nell'Agrigentino il sindaco eletto è esponente dell'UDC di Decio Terrana, anche se va sotto la lista civica Primavera Realmontina. Civico che guarda ai civici senza disegnare né destra né sinistra il sindaco di Famignana Giuseppe Pagotto. Volendo tirare le somme la partita sembra pari fra destra e sinistra, mentre la maggioranza dei sindaci eletti sembra comunque essere un'espressione di un centro trasversale. Ma i piccoli comuni fanno storia a sé e questo in politica è un fatto assodato. La Sicilia perde per strada finanziamenti pubblici per le infrastrutture per circa 3 miliardi. La denuncia dell'ANCE, l'Associazione Costruttori della Regione,
che dà l'allarme sullo spostamento di questi fondi che sarebbero dirottati al nord. Manlio Viola. La Sicilia perde per strada finanziamenti pubblici relativi alle infrastrutture per circa 3 miliardi di euro. È quanto sostiene l'ANCE, ovvero il collegio dei costruttori dell'isola, che denuncia lo spostamento di questi fondi al nord per finanziare opere in Liguria e in Veneto. Secondo i costruttori si tratta di 900 milioni di euro derivanti dal taglio del 70% dei fondi di investimento per province e comuni destinati alla manutenzione delle strade, alla rigenerazione urbana, alla messa in sicurezza di edifici e porzioni di territorio. Gli altri 2 miliardi e più riguardano invece 2 lotti della ferrovia ad alta velocità Palermo-Catania, cioè il lotto di Taino-Catenanuova per 588 milioni di euro e poi 2 tratte di un altro lotto da 594 milioni pari a 13 dei 15 chilometri complessivi del Dittaino-Enna. Ancora salterebbero le opere del bypass di Augusta per 116 milioni e 1 miliardo di fondi del PNRR che si vogliono destinare al sostegno dell'export delle aziende. Un allarme sposato anche dall'eurodeputato azzurro Marco Falcone, che denuncia la scelta dissennata del governo riguardante i fondi per le manutenzioni stradali per 900 milioni di euro. Ma su questi finanziamenti è scontro all'interno del centrodestra e fra l'ANCE e le ferrovie, che già hanno smentito la perdita dei fondi. Secondo RFI, Reti Ferroviarie Italiane, i 2 lotti della Palermo-Catania e il bypass di Augusta saranno realizzati con fonti di finanziamento diverse dal PNRR. Si tratta solo di spostare le opere su altre misure, perché a causa della carenza d'acqua in Sicilia le trivelle lavorano più lentamente e non si potrà ultimare le opere entro giugno 2026, termine ultimo per l'uso dei fondi del PNRR. Smentisce il definanziamento dei fondi per comuni e province il presidente della Commissione Trasporti del Senato, nonché commissario della Lega in Sicilia Nino Germanà, secondo il quale lo spostamento da un asse di finanziamento a un altro, al contrario, aumenta la dotazione economica destinata all'isola. In Sicilia, sostiene Germanà, gli stanziamenti complessivi ammontano a 37 miliardi di euro, soldi che sono ripartiti in base alle esigenze, ovvero 24 miliardi per opere ferroviarie, 11 miliardi e 300 milioni per le strade, 597 milioni e mezzo per i porti, 798 milioni per il settore idrico, 215 milioni e mezzo nel progetto Pinqua per la riqualificazione urbana e 92 milioni e mezzo per interventi di edilizia statale. Adesso i nostri territori. Da anni il fiume Gela vive un lento disastro ambientale, scarichi sospetti, acque nere, pesci morti e nessun responsabile. Siamo tornati alla foce del fiume per documentare una situazione che continua a peggiorare. Gerry Italia. Una settimana dopo l'ennesimo sversamento, il fiume Gela continua a tingersi di nero, un colore inquietante che tradisce la presenza di inquinanti, probabilmente reflui fognari mai intercettati e mai fermati. A ridosso della foce lo scenario è da incubo, un centinaio di pesci morti sulle sponde, chiazze bianche galleggianti, un odore nauseabondo che rende l'aria irrespirabile. Non è solo un fiume in agonia, è un ecosistema devastato. Sulla spiaggia, oltre ai pesci, ora si trovano anche i resti di grandi uccelli acquatici, probabilmente avvelenati dopo aver tentato di nutrirsi delle carcasse. Una tragedia che si consuma da anni tra indagini mai concluse e responsabilità sfuggenti, e intanto l'Italia e la Sicilia continuano a pagare multe salate per il mancato rispetto delle direttive europee sulle acque reflue. Ieri mattina sul posto è arrivato ancora il senatore Pietro Lorefice, membro della Commissione Ecoreati, accompagnato stavolta dall'assessore comunale all'ambiente Giuseppe Fava. Entrambi hanno sollecitato nuovi accertamenti, presenti anche gli agenti della Polizia Municipale, la Capitaneria di Porto e i tecnici dell'ARPA. Siamo in stretto contatto con la Capitaneria, con l'ARPA, con tutti gli enti preposti e titolati ad indagare in maniera organica su una questione che noi riteniamo non sia non solo accettabile, ma da appurare in maniera veloce e seria. Eppure, nonostante i controlli, le risposte mancano. Le acque del Gela continuano a mostrare segni evidenti di contaminazione. Tra le ipotesi quella di sversamenti provenienti dall'area industriale a nord della foce, dove si trovano impianti di sollevamento sotto osservazione da tempo. Ma senza monitoraggi costanti e trasparenza, il fiume rischia di morire in silenzio e nell'indifferenza. Ad Agrigento il nuovo depuratore della fascia costiera è pronto, ma è inutilizzato. Manca infatti la corrente elettrica, lo denuncia l'associazione Mare Amico, che ha scritto al prefetto chiedendo un intervento urgente. Davide Sardo.
Incredibile ma vero, ad Agrigento il nuovo depuratore della fascia costiera, atteso da anni e destinato a risolvere i gravi problemi di inquinamento marino, è pronto, ma non può entrare in funzione. Manca la corrente elettrica. Succede in località Timpa dei Palombi, dove sorge il moderno impianto realizzato per servire le aree costiere di Agrigento e Favara e in particolare per bonificare la foce del fiume Naro, spesso al centro di segnalazioni per scarichi inquinanti. A denunciare il paradosso è l'associazione ambientalista Mare Amico, guidata da Claudio Lombardo, che punta il dito contro l'Enel. Nonostante le ripetute richieste della direzione lavori e dell'ATI idrico, spiega Lombardo, non è stata ancora realizzata la linea dedicata necessaria ad alimentare le cabine elettriche dell'impianto. Un silenzio operativo che di fatto blocca l'entrata in servizio del depuratore, vanificando anni di attese e investimenti. Mare Amico ha scritto al prefetto di Agrigento chiedendo un intervento urgente per sbloccare l'iter e consegnare finalmente alla collettività un servizio essenziale per la tutela dell'ambiente. Nonostante il cantiere abbia chiesto da circa 2 anni l'allacciamento dell'energia, abbiamo fatto per questo motivo, abbiamo sollecitato il prefetto di Agrigento affinché si faccia promotore di una conferenza di servizi affinché si possa concludere questo cantiere e attivare l'opera fondamentale per Agrigento e per il nostro mare. Diamo il benvenuto alla direttore del quotidiano La Sicilia, Antonello Piranio, in un giorno importante. Dopo 80 anni il giornale più diffuso dell'isola, La Sicilia appunto, passa dal gruppo Ciancio San Filippo alla Palella Holding, che è guidata dall'imprenditore italo-americano, direi siculo americano, Salvatore Palella. La famiglia Ciancio nel passaggio delle consegne si dice certa questa mattina che la visione internazionale di Palella saprà accompagnare la Sicilia verso nuovi traguardi. Tu, direttore, nel tuo editoriale stamattina hai parlato di quinta svolta per il tuo giornale, dopo la fondazione, il consolidamento, la crescita, la tenuta contro tutto e tutti. Adesso dichiari la sfida è verso un nuovo orizzonte, un altro futuro. È un'evoluzione da accompagnare con lo stesso impegno, ricordandoci che abbiamo alle spalle una storia importante, che abbiamo avuto maestri importanti, che la nostra redazione è stata una palestra di giornalismo, punto di riferimento per tutto il Sud Italia almeno. Dobbiamo governare un'evoluzione, un cambiamento che passa dal cartaceo al web, sempre con la mediazione giornalistica e quindi con l'autorevolezza, con l'approfondimento, non dimenticando mai l'ABC della professione. E questo credo che sia un elemento distinguente in un momento molto confuso anche nel nostro mondo. Non ne parliamo con i social che imperversano. Tu hai scritto stamane che ti proponi, come hai confermato poco fa, di accompagnare questa evoluzione nella comunicazione senza assecondarne supinamente, come dire, passivamente il cambiamento. Bello, ma come si fa? Stare in equilibrio. Ricordarsi che dall'altra parte dello schermo, dall'altra parte delle edicole c'è un mondo che già ritiene di sapere tutto. Così non è. Dobbiamo essere noi a far capire agli utenti, giovani e meno giovani, che la mediazione giornalistica è fondamentale per una corretta informazione. Io amo dire che noi della quasi vecchia generazione dobbiamo fare informazione spezzettando in due il termine, dobbiamo formare e informare partendo dai più piccoli, ma senza dimenticare che se un giovane oggi non legge non è colpa del ragazzo, è colpa del genitore che non lo ha mai accompagnato in un'edicola, che lo convince che un post equivale a un articolo. Non è così e noi siamo qui per farlo capire a tutti. Allora, in bocca al lupo e complimenti. Grazie anche e viva il lupo. Per questa nuova fase della tua brillante carriera. Grazie direttore, torniamo alle notizie. A Ragusa, eccezionale trapianto multiorgano da un donatore, pensate, di 89 anni, un gesto che dà speranza ai tanti pazienti in lista d'attesa. Veronica Barbarino.
Aveva 89 anni, ma il suo cuore era ancora capace di pensare al futuro. È una storia che dà speranza, quella accaduta all'ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa, dove la famiglia di un 89enne ha donato gli organi dell'anziano parente deceduto per una emorragia cerebrale. Fegato ed entrambi i reni. Nonostante l'età avanzata, l'atto d'amore ha permesso di salvare 3 vite. Non c'è limite di età per la donazione di organi. Il fattore determinante è la funzionalità degli organi stessi al momento della donazione. Valutiamo questa funzionalità durante il ricovero in ospedale e durante il prelievo degli organi, anche tramite delle biopsie. È possibile inoltre oggi utilizzare organi che fino a qualche anno fa non sarebbero mai stati prelevati da pazienti ultra ottantenni. C'è inoltre la possibilità di un ricondizionamento ex situ, ovvero un trattamento che permette di migliorare la qualità degli organi prelevati, una sorta di ringiovanimento. Migliorare la qualità ha significato dare maggiore opportunità ai pazienti in lista d'attesa e di utilizzare organi marginali che fino a qualche anno fa non avremmo mai utilizzato, di pazienti anche ultra ottantenni. Un evento, questa Ragusa, per il quale si è messa in moto la macchina organizzativa con la collaborazione dell'equipe dell'Ismet di Palermo. Non dimentichiamo che ci sono malattie per le quali l'unica cura è il trapianto. Cresce l'attenzione anche in Sicilia verso la donazione degli organi, gesto concreto che ridona una seconda vita ai pazienti affetti da malattie croniche. Davvero straordinario. Come straordinario è il colpo di fortuna su un'altra cosa completamente diversa che si è verificata a Misilmeri. Compra un biglietto del Gratta e Vinci da 25 euro e vince 6 milioni. E adesso è caccia al super fortunato. Marco Cullà. 6 milioni di euro, una vincita record da capogiro. Misilmeri, provincia di Palermo, è stata baciata dalla dea bendata. Al bar Capriccio un cliente con un gratta e vinci da 25 euro ha totalizzato una delle vincite più grosse registrate in Sicilia negli ultimi anni. A vincere sicuramente un residente di Misilmeri, come ci ha confermato lo stesso proprietario del bar Fortunato. Ci ha chiamato e ci ha avvisato della vincita. Per cui deve rimanere un segreto, dico, non so chi sia il vincitore, ben per lui. Ed è già caccia al vincitore, non c'è però un identikit. Mi ha detto che penserà pure per noi qualche regalino, non appena è possibile, e mi manderà la foto del biglietto vincente. E in paese non si parla d'altro, tutti a chiedersi, ma chi ha vinto? È la vincitrice, signor? No, magari. 6 milioni di euro è una cifra che cambia la vita. Mamma mia, tanto. Lei cosa farebbe con 6 milioni di euro? Rinvesterei, dice Rosario, a persone che hanno bisogno, eccetera, eccetera. Viva Misilmeri! Evviva, è giusto anche occuparsi di beneficenza anche quando si vincono somme così importanti. È il momento della nostra pausa, tra poco per il calcio i possibili rinforzi per il Catania del futuro e per la pallanuoto femminile stasera l'Equipe Orizzonte in basca a Roma per lo scudetto. State con noi. Benvenuti al TG Sicilia, le principali notizie di questa edizione. Presentata in Parlamento la relazione semestrale della Direzione Investigativa Antimafia. Nella scala della criminalità diffusa l''ndrangheta si attesta al primo posto, seguita da Cosa Nostra. Vigileremo, ha detto il capo della DIA, sugli appalti del ponte sullo Stretto. Arriva a Catania parte per l'inchiesta della DDA di Napoli sull'assegnazione degli appalti per i rifiuti tra Campania e Sicilia. Riflettori sul ruolo del deputato regionale Castiglione che non è indagato. Violenza in corsia, a Palermo scene di guerriglia al pronto soccorso per l'ospedale Cervello. In 4 hanno tentato di strangolare un infermiere e poi calci e pugni su di lui ed un vigilante. Nuovo capitolo oggi a Caltanissetta nel processo d'appello a Don Giuseppe Rugolo, il sacerdote al centro di uno dei casi più controversi di presunti abusi sessuali nel clero siciliano.
Ponte sullo Stretto, l'approvazione del progetto è vicina. A settembre potrebbero entrare in azione le prime ruspe. Oggi a Messina, in commissione Ponte, si è discusso proprio della cantierizzazione dell'opera. Il fiume Gela continua a tingersi di nero. Sulle sponde della foce si ammassano decine di pesci morti in ecosistema da anni contaminato. E poi il calcio, in attesa dell'incontro fra Toscano e Grella, che dovrebbe sancire la permanenza del tecnico. Il club avrebbe individuato i ruoli su cui intervenire nel prossimo mercato. Dunque, ben trovati, è stata presentata al Parlamento l'ultima relazione della Direzione Investigativa Antimafia. Nella scala della criminalità diffusa, l''ndrangheta si attesta al primo posto, seguita da Cosa Nostra. Vigileremo, ha detto il capo della DIA, sugli appalti del Ponte sullo Stretto. Simona Mazzone. È stata presentata a Roma, ma fotografa tutta l'Italia, con un focus anche sulla Sicilia città per città, l'ultima relazione al Parlamento sull'attività della Direzione Investigativa Antimafia nel 2024, che conferma un dato consolidato. Tra le organizzazioni criminali nel paese la più potente è l''ndrangheta, pure all'estero, con un particolare vocazione affaristico-imprenditoriale, ma come sottolineato dal direttore della DIA, Michele Carbone, anche con un crescente interesse nel controllo delle grandi opere pubbliche. È il caso degli appalti per il Ponte sullo Stretto, sui quali vigileremo, ha garantito. Poi l'allarme carceri. Le indagini hanno evidenziato la presenza di cellulari dietro le sbarre, un numero piuttosto elevato di dispositivi, sottolinea il direttore Carbone. E in questo panorama del malaffare, cosa fa Cosa Nostra? Secondo la DIA è ancora un'organizzazione in cerca di una guida che, al netto di diversi tentativi, non è ancora riuscita a ristrutturarsi come ai tempi dei corleonesi. Insomma, manca una leadership solida e riconosciuta, troppi avvicendamenti tra le nuove e le vecchie generazioni, con i legami tra le famiglie a geometria variabile, tra lotte di potere e alleanze e tregue tra i diversi clan. Tra le attività mafiose più diffuse restano in primo piano il traffico di stupefacenti e di armi, in collaborazione con 'ndrangheta, camorra e soggetti stranieri, le estorsioni, strumento tradizionale di controllo territoriale, il gioco e le scommesse online. Ma l'interesse mafioso si radica anche nel settore economico, grazie all'acquisizione diretta o indiretta di attività tramite imprenditori compiacenti e prestanome della mafia, al fine di organizzare truffe mirate all'indebita percezione di finanziamenti pubblici. Lo scorso anno alla criminalità organizzata siciliana la DIA ha confiscato beni per oltre 104 milioni di euro, non distante il numero in soldoni dei sequestri effettuati. Il Tribunale del Riesame ha rigettato la richiesta di custodia cautelare agli arresti domiciliari chiesta dalla Procura di Catania per il sindaco di Paternò Nino Naso, indagato per voto di scambio politico-mafioso con il clan Morabito Rapisarda nell'ambito dell'inchiesta Atena. Dalle indagini della DDA Etnea è scattata l'accesso ispettivo della Prefettura di Catania al comune di Paternò per verificare eventuali infiltrazioni. L'inchiesta Atena si basa su indagini dei carabinieri della compagnia di Paternò e avrebbe fatto emergere gli interessi del clan Morabito sulle aste giudiziarie di immobili nella provincia di Catania e Siracusa. Approda a Catania parte dell'inchiesta della magistratura antimafia di Napoli su un presunto sistema che avrebbe condizionato l'assegnazione degli appalti tra Campania e Sicilia. Riflettori sul ruolo del deputato regionale Castiglione, che non è indagato. Luca Ciliberti. Tra le carte dell'inchiesta che indaga sui rapporti tra la camorra e Cosa Nostra negli appalti dei rifiuti in Sicilia c'è una parte che riguarda un lotto da 76 milioni di euro della gara da 350 milioni di euro per la raccolta della spazzatura a Catania. Ad aggiudicarsi i lavori l'impresa Super Eco degli imprenditori Ciummo, padre e figlio, che sono indagati per concorso esterno alla mafia. La ditta, secondo la tesi degli inquirenti, avrebbe usufruito dell'intercessione della criminalità organizzata per entrare nel territorio etneo. Una parte degli atti dell'inchiesta della DDA di Napoli è stata trasferita alla Procura di Catania perché l'imprenditore Nicola Ferraro, ritenuto esponente dei casalesi, avrebbe confidato a un ex camorrista il coinvolgimento del deputato regionale Giuseppe Castiglione, già coinvolto nel blitz Mercurio per voto di scambio politico-mafioso nell'aggiudicazione della gara di Catania quando era presidente del Consiglio Comunale.
Castiglione, in cambio, avrebbe ottenuto alcune assunzioni nella ditta Dussmann che si occupa di pulizia o nella stessa Supereco. Il politico, che non è indagato, ribadisce attraverso il suo legale la propria totale estraneità alla vicenda. Ma dalle carte il nome di Castiglione torna spesso nelle trascrizioni della polizia giudiziaria. Il primo contatto telefonico tra Castiglione e Ciummio risalirebbe al 13 agosto 2021. I due si incontreranno solo a fine mese, anche con il padre di Castiglione, Santo, in un noto bar catanese. Poi altri incontri a ottobre e a dicembre, in epoca anteriore alla definitiva assegnazione dell'incanto. Per gli inquirenti non vi è ragione alcuna perché i Ciummo, prima dell'aggiudicazione e subito dopo la stipula del contratto col Comune di Catania, debbano avere interlocuzioni sull'andamento della gara stessa con i Castiglione, se non quella di rapportarsi con il referente politico a cui si sono affidati per garantirsi l'assegnazione dell'appalto. Ancora violenza negli ospedali. Al Cervello di Palermo 4 persone hanno tentato di strangolare un infermiere, poi calci e pugni contro il sanitario e un vigilante. Scene di guerriglia ieri sera al pronto soccorso dell'ospedale. Marco Gullà. Calci, pugni e tentato strangolamento, gli ospedali che diventano ring. 4 persone, un padre e 3 figli, familiari di una paziente ricoverata al pronto soccorso dell'ospedale Cervello di Palermo, hanno aggredito ieri un infermiere e un vigilante colpendoli con violenza. E come vediamo anche da questa foto, l'infermiere riporta i segni dell'aggressione. Nella rissa hanno provocato danni all'area di emergenza e minacciato le vittime dell'aggressione che la vicenda non sarebbe finita lì. Non è più accettabile tali comportamenti, questi comportamenti vili e meschini dove addirittura si tenta di strangolare un operatore, un infermiere quando era stato dato un servizio già eccellente è inaccettabile. Chiediamo l'intervento soprattutto delle forze dell'ordine, che attraverso la prefettura venga istituito un tavolo tecnico per definire una volta e per sempre tutti i posti di polizia a Palermo. Palermo provincia ormai è puntualmente sotto l'aggressione della delinquenza comune. Secondo una prima ricostruzione, la paziente era stata ricoverata al pronto soccorso, apparentemente in gravi condizioni. Dopo pressioni e insistenze per avere aggiornamenti, il marito e i figli, non ricevendo risposta al cellulare dalla donna che dormiva, si sarebbero convinti che la donna fosse deceduta e avrebbero iniziato a dare incandescenze contro i sanitari. Una nuova aggressione che non fa altro che alimentare la scia di violenza perpetrata negli ospedali siciliani. Priolo, Gargallo, niente domiciliari per i 2 carabinieri e l'agente di polizia accusati di aver chiesto a una donna prestazioni sessuali in cambio di favori. Il giudice per le indagini preliminari ha disposto per loro l'obbligo di dimora. La donna che ha denunciato è una 25enne. Francesco Aloi. Dagli arresti domiciliari all'obbligo di dimora, il GIP del Tribunale di Siracusa, dopo l'interrogatorio di garanzia, ha deciso di attenuare la misura cautelare. I 2 carabinieri ed il poliziotto, accusati di avere approfittato della divisa per chiedere prestazioni sessuali ad una donna, si dichiarano innocenti. Tutto è accaduto a Priolo, vicino a Siracusa. La storia sarebbe iniziata in questa caserma dei carabinieri. Qui la donna, 25 anni, sarebbe venuta per alcuni problemi di vicinato, quando 2 militari le avrebbero offerto aiuto, in cambio di una prestazione sessuale. Uno dei 2 poi l'avrebbe ricontattata e dopo un rifiuto avrebbe abusato di lei. Per questo il militare, originario di Sortino, deve rispondere anche di violenza sessuale. Poi la donna si sarebbe rivolta al commissariato di polizia, ma anche qui, secondo la sua versione, ci sarebbe stata la stessa proposta. Una vicenda che sta facendo molto discutere. Anche la donna che farebbe l'escort risulterebbe indagata proprio per aver chiesto favori a uomini in divisa. Nuovo capitolo oggi a Caltanissetta nel processo d'appello a Don Giuseppe Rugolo, il sacerdote al centro di uno dei casi più controversi di presunti abusi sessuali nel clero siciliano. GR Italia. In un'aula gremita si è svolta oggi a Caltanissetta la terza udienza del processo d'appello a Don Giuseppe Rugolo, il prete condannato in primo grado a 4 anni e mezzo per violenza sessuale aggravata su minori. Sul banco dei testimoni alcune presunte vittime che, secondo quanto riferito, avrebbero segnalato già anni fa gli abusi al vescovo di Piazza Armerina, Rosario Gisana. A parlare anche Antonio Messina, l'archeologo, la cui denuncia ha dato il via all'inchiesta della Procura di Enna condotta dalla squadra mobile. Ricostruzioni contestate dalla difesa con l'avvocato Denis Lovison, che ha cercato di smontare le
accuse, puntando su presunte irregolarità nelle intercettazioni. Secondo il legale, alcune conversazioni sarebbero state falsate dal contesto in cui si trovava l'indagato, intento, a detta sua, a visionare contenuti pornografici. Sul caso intanto si muove anche la giustizia vaticana, un procedimento in corso presso il Dicastero per la dottrina della fede, ma resta il silenzio sulla posizione ufficiale del sacerdote. Non è chiaro se gli sia stata interdetta la celebrazione pubblica della messa, né se si vada verso la sua riduzione allo stato laicale. Rugolo era presente in aula insieme ai genitori di Messina, alle associazioni Rete Labuso e Cotulevi e ai rappresentanti legali della curia di Piazza Armerina e della parrocchia di San Giovanni, dove sarebbero avvenuti alcuni degli abusi. La sentenza è attesa per il 17 giugno e per molti sarà il giorno della verità. Adesso parliamo del ponte sullo stretto di Messina. L'approvazione del progetto è vicina. A settembre potrebbero entrare in azione le prime ruspe e così oggi in Commissione Ponte si è discusso proprio della cantierizzazione dell'opera. Francesco Triolo. L'approvazione del progetto definitivo del ponte sullo stretto è ormai vicina. Il CIPES dovrebbe decidere entro la fine di giugno e così si avvicina anche il momento in cui verranno aperti i primi cantieri. A Messina in Commissione Ponte si è parlato quindi della cantierizzazione della grande opera e degli effetti che avrà sulla viabilità e la vivibilità cittadina, a cominciare dai cantieri a priorità 1, 11, quelli che delle cosiddette prestazioni anticipate che valgono 160 milioni di euro. Sostanzialmente le prestazioni anticipate sono quelle che preparano il territorio alla realizzazione dell'opera, quindi vedremo la realizzazione delle prime piste di cantiere che serviranno a sgravare la viabilità locale dalla movimentazione dei carichi pesanti, quindi dei mezzi pesanti. Le prime ruspe, se la Corte dei Conti dovesse rispettare i tempi, arriverebbero presto. La Corte dei Conti nel giro di qualche mese già vedremo le prime attività che servono a realizzare le piste di cantiere. Autunno? Se la registrazione della Corte dei Conti arriverà verso luglio-agosto, probabilmente già a settembre-ottobre ci saranno le prime attività. Verranno realizzate 2 bretelle per bypassare la zona di Ganzirri e a sud San Filippo, a Contesse. In maniera tale da separare quello che è i transiti dei mezzi di cantiere dal traffico ordinario. Un esempio è proprio il cantiere di Ganzirri, dove verranno realizzati 2 sovrappassi, uno a via circuito e uno al rettifilio Granatari. Questo permetterà di non far interferire il traffico di cantiere, i mezzi di cantiere, quei camion che danno fastidio sulla strada, con il traffico ordinario. Mediamente avremo 14 veicoli ora sulla A20 e 13 veicoli ora sulla strada panoramica. Nessuna viabilità comunale o provinciale verrà interrotta. La Sicilia perde per strada finanziamenti pubblici per le infrastrutture per circa 3 miliardi. La denuncia è dell'ANCE, l'associazione dei costruttori della regione, che denuncia lo spostamento di questi fondi al nord. Maglio Viola. La Sicilia perde per strada finanziamenti pubblici relativi alle infrastrutture per circa 3 miliardi di euro. È quanto sostiene l'ANCE, ovvero il Collegio dei Costruttori dell'Isola, che denuncia lo spostamento di questi fondi al nord per finanziare opere in Liguria e in Veneto. Secondo i costruttori si tratta di 900 milioni di euro derivanti dal taglio del 70% dei fondi di investimento per province e comuni destinati alla manutenzione delle strade, alla rigenerazione urbana, alla messa in sicurezza di edifici e porzioni di territorio. Gli altri 2 miliardi e più riguardano invece 2 lotti della ferrovia d'alta velocità Palermo-Catania, cioè il lotto di Taino-Catena-Nuova per 588 milioni di euro e poi 2 tratte di un altro lotto da 594 milioni pari a 13 dei 15 chilometri complessivi del di Taino-Enna. Ancora salterebbero le opere del bypass di Augusta per 116 milioni e 1 miliardo di fondi del PNRR che si vogliono destinare al sostegno dell'export delle aziende. Un allarme sposato anche dall'eurodeputato azzurro Marco Falcone, che denuncia la scelta dissennata del governo riguardante i fondi per le manutenzioni stradali per 900 milioni di euro. Ma su questi finanziamenti è scontro all'interno del centrodestra e fra l'ANCE e le ferrovie, che già hanno smentito la perdita dei fondi. Secondo RFI, Reti Ferroviarie Italiane, i 2 lotti della Palermo-Catania e il bypass di Augusta saranno realizzati con fonti di finanziamento diverse dal PNRR. Si tratta solo di spostare le opere su altre misure perché a causa della carenza d'acqua in Sicilia le trivelle lavorano più lentamente e non si potrà ultimare le opere entro giugno 2026, termine ultimo per l'uso dei fondi del PNRR. Smentisce il
Durante il finanziamento dei fondi per comuni e province, il presidente della Commissione Trasporti del Senato, nonché commissario della Lega in Sicilia Nino Germanà, secondo il quale lo spostamento da un asse di finanziamento a un altro, al contrario, aumenta la dotazione economica destinata all'isola. In Sicilia, sostiene Germanà, gli stanziamenti complessivi ammontano a 37 miliardi di euro, soldi che sono ripartiti in base alle esigenze, ovvero 24 miliardi per opere ferroviarie, 11 miliardi e 300 milioni per le strade, 597 milioni e mezzo per i porti, 798 milioni per il settore idrico, 215 milioni e mezzo nel progetto Pinqua per la riqualificazione urbana e 92 milioni e mezzo per interventi di edilizia statale. L'ASP di Catania ha stabilizzato con contratto a tempo indeterminato 107 operatori, sono professionisti appartenenti a diversi profili del comparto sanitario, sociosanitario e tecnico che entrano stabilmente nell'organico. E cambiamo argomento. Da anni il fiume Gela vive un lento disastro ambientale, scarichi sospetti, acque nere, pesci morti e nessun responsabile. Siamo tornati alla foce del fiume per documentare una situazione che continua a peggiorare. GR Italia. Una settimana dopo l'ennesimo sversamento, il fiume Gela continua a tingersi di nero, un colore inquietante che tradisce la presenza di inquinanti, probabilmente reflui fognari mai intercettati e mai fermati. A ridosso della foce lo scenario è da incubo, un centinaio di pesci morti sulle sponde, chiazze bianche galleggianti, un odore nauseabondo che rende l'aria irrespirabile. Non è solo un fiume in agonia, è un ecosistema devastato. Sulla spiaggia, oltre ai pesci, ora si trovano anche i resti di grandi uccelli acquatici, probabilmente avvelenati dopo aver tentato di nutrirsi delle carcasse. Una tragedia che si consuma da anni tra indagini mai concluse e responsabilità sfuggenti, e intanto l'Italia e la Sicilia continuano a pagare multe salate per il mancato rispetto delle direttive europee sulle acque reflue. Ieri mattina sul posto è arrivato ancora il senatore Pietro Lorefice, membro della Commissione Ecoreati, accompagnato stavolta dall'assessore comunale all'ambiente Giuseppe Fava. Entrambi hanno sollecitato nuovi accertamenti, presenti anche gli agenti della Polizia Municipale, la Capitaneria di Porto e i tecnici dell'ARPA. Siamo in stretto contatto con la Capitaneria, con l'ARPA, con tutti gli enti preposti e titolati ad indagare in maniera organica su una questione che noi riteniamo non sia non solo accettabile, ma da appurare in maniera veloce e seria. Eppure, nonostante i controlli, le risposte mancano. Le acque del Gela continuano a mostrare segni evidenti di contaminazione. Tra le ipotesi quella di sversamenti provenienti dall'area industriale a nord della foce, dove si trovano impianti di sollevamento sotto osservazione da tempo. Ma senza monitoraggi costanti e trasparenza, il fiume rischia di morire in silenzio e nell'indifferenza. Si allarga il raggio di azione dello Street Control, il sistema della Polizia Municipale che rileva soprattutto le soste irregolari e altre violazioni del codice della strada. I nuovi controlli saranno eseguiti fra l'altro in via Plebiscito, via Quicella Porto, via Domenico Tempio, via Cristoforo Colombo, via Playa, viale Kennedy e a Librino. Al Palazzo della Cultura 3 giorni per innovare la città, una sfida tecnologica lanciata dal Comune di Catania che mette al centro studenti, ricercatori e intelligenza artificiale per migliorare la qualità della vita urbana. Eva Spampinato. Stiamo cercando di trovare una soluzione per smistare la gestione dei rifiuti in maniera più precisa. Studenti, sviluppatori, designer, urbanisti e ricercatori universitari uniti in team per immaginare e costruire una città più sostenibile grazie all'intelligenza artificiale. L'obiettivo dell'hackathon in generale è quello di aiutare Catania con la situazione dei rifiuti tramite l'IA, ma siamo stati divisi a gruppi per cercare, ognuno con le sue competenze, un'idea. La migliore verrà premiata ovviamente. Eccoli i protagonisti di Green Mind AI Hackathon, la prima maratona tecnologica in Italia promossa direttamente da un'amministrazione comunale, quella catanese. Tramite questa applicazione che gli faremo fare una foto magari a della spazzatura che c'è per strada oppure dei cassonetti pieni che già non sono stati svuotati, e tramite questo gli daremo magari dei punti che potranno usare in dei buoni spesa oppure uno sconto sulla Tari. Fino al 29 maggio il Palazzo della Cultura si trasforma in un polo dell'innovazione. 3 giorni di sfida, confronto e creatività per trovare soluzioni smart al problema della mobilità, della gestione dei rifiuti, passando per il monitoraggio del verde pubblico e la
riduzione degli sprechi. Stanno analizzando i dati ricevuti dal Comune di Catania per la gestione dei rifiuti e stiamo concordando insieme per definire meglio l'idea, per essere più mirata poi a diventare progetto e poi eventualmente, se dovessero vincere, anche essere realizzato per il Comune di Catania. Il progetto è nato dalla sinergia tra il Comune di Catania e l'università e rappresenta una rivoluzione culturale. Straordinario colpo di fortuna, Misilmeri compra un biglietto del Gratta e Vinci da 25 euro e vince, pensate, 6 milioni. E caccia al super fortunato Marco Gullà. 6 milioni di euro, una vincita record da capogiro. Misilmeri, provincia di Palermo, è stata baciata dalla dea bendata. Al bar Capriccio un cliente con un gratta e vinci da 25 euro ha totalizzato una delle vincite più grosse registrate in Sicilia negli ultimi anni. A vincere sicuramente un residente di Misilmeri, come ci ha confermato lo stesso proprietario del bar Fortunato. Ci ha chiamato e ci ha avvisato della vincita. Per cui deve rimanere un segreto, non so chi sia il vincitore, ben per lui. Ed è già caccia al vincitore, non c'è però un identikit. Mi ha detto che penserà pure per noi qualche regalino, non appena è possibile, e mi manderà la foto del biglietto vincente. E in paese non si parla d'altro, tutti a chiedersi, ma chi ha vinto? È la vincitrice, signor? No. Magari. 6 milioni di euro è una cifra che cambia la vita. Mamma mia, tanto. Lei cosa farebbe con 6 milioni di euro? Rinvestirei, dice Rosario, a persone che hanno bisogno, eccetera, eccetera. Viva Misilmeri! E adesso una pausa, tra poco lo sport. Bentornati al TG Sicilia, adesso il calcio in attesa dell'incontro fra Grelle e Toscano che potrebbe sancire definitivamente il proseguimento del rapporto col tecnico. Ecco quali possono essere i ruoli da puntellare in vista del prossimo anno. Marco Carli. Nella settimana degli incontri e del futuro da disegnare in modo probabilmente definitivo, sciogliendo nodi o trovando conferme, si prova a immaginare una squadra che possa diventare protagonista nella prossima stagione. Quella che, nelle intenzioni iniziali, non deve partire stravolgendo l'ossatura. In bianco, i giocatori della rosa attuale che potremmo vedere protagonisti nella prossima. E poi ruoli in cui possono arrivare delle novità, fermo restando il 3-4-2-1 di Toscano, ovviamente questo va ripetuto. In difesa servono soprattutto alternative. Una, forse per i braccetti, c'è anche l'ipotesi di un Silvestri che rientri dal prestito alla Triestina per restare. Un'altra al centro. In mediana serve un giocatore che cambi ritmo alla gara. Sugli esterni, a sinistra occorre l'alternativa per Anastasio, anche perché Lunetta potrebbe tornare sempre utile da trequartista incursore. Un'alternativa, anzi un probabile titolare nel ruolo, potrebbe essere Ciccerelli, qualora la Ternana non salga, mentre Imenez e Stoppa saranno ancora al centro del progetto. Per Cianci stesso discorso fatto per Ciccerelli, anche se la Ternana può far valere l'opzione pure senza promozione. Ma comunque si cercano una o due alternative ad Inglese con cui si tratta per farlo restare in rosso-azzurro. Adesso la pallanuoto servirà a gara 3 per assegnare lo scudetto di pallanuoto femminile. Le ragazze di Martina Miceli sono state sconfitte 9-7 dalla SIS Roma. Sabato pomeriggio si torna in vasca al Palanesima per la sfida decisiva. E adesso ci fermiamo, a tra poco per altri aggiornamenti. Per questa edizione nessun altro aggiornamento, grazie per averci seguito e buona serata.